Domenica 10 giugno circa 24.000 cittadini del Bassanese torneranno al voto per le elezioni amministrative nei comuni di Marostica, Rossano Veneto ed Enego. In questa tornata di amministrative si vota in un solo giorno con seggi aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Anche in questo turno di amministrative si applica un sistema elettorale maggioritario a turno unico. I cittadini al seggio potranno tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco oppure sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata. In tutti questi casi il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato primo cittadino. Nel maggioritario a turno unico non è previsto il voto disgiunto. Per quanto riguarda le preferenze, c'è una differenza tra i comuni con meno di 5.000 abitanti e quelli compresi tra 5 e 15.000. Quindi a Enego, piccolo comune, si potrà esprimere la preferenza per un solo candidato al Consiglio comunale, scrivendo il cognome nell'apposita riga affiancata al simbolo della lista. A Marostica e Rossano Veneto invece le preferenze esprimibili saranno due e nel caso vengano indicate entrambe dovranno essere candidati di sesso diverso e della stessa lista.